Adesso, per usare un'espressione che mi è piaciuta moltissimo, liberi da inerzie culturali, sotto con le domande. Vorrei sapere qual è al momento la situazione, il tentativo di unificare la legge, la relatività con la meccanica quantistica, così a grandi linee. Vedete, per chi non sapesse queste cose, noi oggi conosciamo 4 forze fondamentali, no? La forza che conosciamo tutti perché da bambini sul seggiolone buttiamo gli oggetti per terra per capire che vanno a finire per terra e non cominciano a volare, che è un'importante forza, è quella gravitazionale, che è anche quella che per ora dà più problemi nel quadro nuovo, nel senso che la relatività generale funziona benissimo, ma è una teoria classica. Poi c'è queste altre forze, la forza elettromagnetica è un'altra forza che utilizziamo sempre, tutta questa sala funziona perché abbiamo capito come funziona l'elettromagnetismo. E poi ci sono 2 forze che sono essenzialmente nucleari, che si chiamano debole e forte, ma che sono sia la forza gravitazionale che quella elettromagnetica va come l'inverso del quadrato della distanza, quindi 1 su R quadro. Queste invece sono forze che si dicono a corto range, perché vanno come 1 su R a un esponente maggiore di 2, 3, 4, 5, insomma. E avvengono tutte dentro il nucleo. Allora la forza debole è responsabile dei processi radioattivi, quindi spiega perché avviene il decadimento beta. La prima teoria delle interazioni deboli è stata fatta da Fermi, mi sembra giusto dirlo. E invece la forza forte è quella che mi spiega perché i protoni e i neutroni stanno dentro il nucleo, cioè la forza che si esercita tra questi. Poi il protone è fatto da 3 quark, anche il neutrone ha la forza 3 quark, ma insomma a prescindere da questi dettagli sono queste 4 forze. Allora la forza elettromagnetica è quella debole, siccome non vedo nulla, ma no, la forza elettromagnetica è quella debole, perché io a una certa distanza devo usare gli occhiali ma mi fa troppo fatica. Queste 2 sono state unificate perfettamente, cioè vengono espresse nello stesso linguaggio, e a scoprire quali sono le forme dell'interazione è stato un altro esperimento diretto da un italiano, che è Carlo Rubbia, alla fine degli anni 80, per cui ha preso anche il premio Nobel. La forza forte viene descritta in questo ambito, ha dei problemi a sé stanti, ma diciamo anche lei è un'opportuna variante della descrizione delle forze deboli elettromagnetiche. La gravità non c'è stata. In questo quadro in cui si tenta l'unificazione, la gravità rimane per ora fuori. Il tentativo che uno fa sempre è sperare che non c'entra niente con i neutrini superluminari, ma sperare che misure sulla teoria della gravitazione di Einstein diano qualche segno di discrepanza. Ma per ora la teoria della relatività generale funziona benissimo e quindi non si hanno notizie. Le teorie che ci sono, da un lato le teorie, per intendersi, credo che li conosciate tutti perché questi sono ormai diventati anche dei nomi mediatici. Le teorie alla Carlo Rovelli, è uno che si occupa del tempo, parla sulla Repubblica ultimamente, ha scritto anche un libro su Anaximandro, insomma, che conosco bene, Carlo Rovelli è una bravissima persona, però loro si occupa di una particolare approccio ai problemi della gravità quantistica che si chiama Loop Quantum Gravity, una gravità quantistica a cerchietti, chiamiamola così, che attiene a quelle che si chiamano granularità dello spazio-tempo quando si va a dimensioni molto molto piccole, cioè a grandissime energie. Molti dicono, ma non sono un esperto di questo, che questa teoria ha qualche difetto. Per esempio ha un piccolo difetto che non riesce a ricavare a basse energie la forza di Newton. Questo non è un grosso difetto. Accanto a questa, in alternativa, c'è un tentativo che viene fatto con un'altra cosa che tutti voi sapete che cos'è perché il nome lo conoscete, però non sappiamo, nessuno di noi sa che cos'è, è la teoria di stringa, che sono 2 cose diverse, quindi questa fatta a loop e quella, la teoria di stringa, sono 2 cose diverse. La teoria di stringa è una teoria molto più sofisticata, che per esempio non ha questo piccolo difetto della teoria a loop, cioè si riesce a ottenere la forza di Newton, però ha il grande difetto, anche l'altra ha lo stesso difetto, che non ci sono per ora evidenze sperimentali. Quindi è una teoria matematicamente bellissima, molto raffinata, che ha fatto sviluppi, ha avuto già la sua storia, un tentativo che ha visto una dimostrazione che era sbagliata, la prima versione delle stringhe, questo negli anni 70,
Ora c'è una nuova teoria di stringa che sembra che sia esente da questo, ma il problema è che non ci sono verifiche sperimentali. Quindi per ora la situazione è questa: la gravità, Einstein vince 1-0 per ora, anzi 2-0, perché tutte e due non funzionano. Prego. È possibile avere così una mini spiegazione per quanto riguarda i neutrini che hanno superato? Ma certamente, sono qua apposta. In che senso va a incidere sulla relatività di Einstein? Allora, il primo problema secondo me da porsi è questo. C'è un bellissimo, continuo a dirlo, ormai mi prenderanno da sponsor, ma non è il bello che non si deve firmare. C'è un bellissimo sito messo su da un gruppo di scienziati tedeschi che tutti oramai frequentiamo, è una sola pagina con un manifesto, non devi firmare, non devi niente, c'è il manifesto e si chiama slow-science.org. La scienza ha bisogno di tempi, come lo slow food, no? Lo slow science. Allora, è ovvio che per varie ragioni che non voglio analizzare ormai di sociologia della comunicazione, questa dei neutrini che corrono più dei fotoni ha fatto il giro di mondo. Però la prima cosa da dire è che l'esperimento è molto serio. Io sono, appunto, nel nostro dipartimento a fisica c'è uno dei leader della collaborazione internazionale che si chiama Luca Stanco, che tra l'altro è uno di quelli che all'inizio non aveva firmato. E loro sono sicuramente persone serie, però questi esperimenti, tanto più con i neutrini, hanno sempre dei tempi lunghi. Quindi non è detto che sia vero. Va bene? Questo non per gettare acqua sul fuoco, ma semplicemente perché se però fosse vero, allora che cosa è successo? Loro hanno visto che il neutrino, che tra l'altro può avere una massa, viaggia a una velocità maggiore della luce. 18 metri su 730 km? 18 metri, ma anche fosse 50 cm, non è importante, è che arriva prima. Se questo fosse vero, allora, primo, eliminiamo sciocchezze che sono state dette da autorevoli commentatori scientifici, troppo autorevoli secondo me. Non voglio sparare sempre a zero se stesso, no, quindi non vi dico il nome, però c'è qualcuno che ha sostenuto, no, perché se il giornalista scientifico sbaglia, allora è il giornalista scientifico, ma chi si accredita come scienziato e sbaglia non va bene. Allora, si è sostenuto che, ma che problema c'è? La relatività di Einstein prevede una velocità limite. Se poi la velocità limite è c o la velocità del neutrino è la stessa cosa, no. Non è che Einstein ha detto, oh via, ci mettiamo una velocità limite, la chiamiamo c e la velocità della luce. No, la relatività nasce, come abbiamo visto, perché è proprio necessaria all'interno del campo elettromagnetico nella quale la costante fondamentale di natura è la velocità della luce. Non ci posso mettere la velocità di Giulio Peruzzi quando ricorre il giornalista o lo scienziato e dice una sciocchezza, no, perché non va bene. Quindi, se ci fosse davvero una violazione di questo genere, l'elettromagnetismo, la relatività ristretta in questo senso dovrebbero essere riviste. Allora però io ho sempre questo, almeno da storico del pensiero scientifico, credo di avervelo detto anche più volte stasera, e che cambia dell'elettromagnetismo? Nulla, nel senso che se io con l'elettromagnetismo classico riesco a far funzionare tutta questa roba, questa funziona. Vuol dire che però pensavo che fosse molto più universale la pretesa che la relatività funzionasse a tutte le scale. Quando si va a parlare della dinamica di oggetti esotici come sono i neutrini, con energie fatte in un certo modo, con scale di grandezza fatte in un altro, l'elettromagnetismo non funziona, quindi la relatività ristretta, quindi Einstein non funziona più. Questo potrebbe succedere. Ci sono poi 1000 scenari possibili per salvare la relatività ristretta e mantenere il neutrino corridore, che sono quelli che vi raccontavo, cioè, infatti si parla per esempio del fatto che perché non si è visto negli anni 80 da una supernova che è esplosa e in cui si è misurato perfettamente l'arrivo della luce e l'arrivo del pacchetto di neutrini che è associato alle reazioni termonucleari che portano. Se è vero quello che hanno detto, 18 metri va bene da Ginevra al Gran Sasso, ma dalla galassia X alla Y sarebbero stati 4 anni prima. Com'è che io non ho visto 4 anni prima i neutrini della supernova quando poi ho visto lo scoppio, eppure i rivelatori per neutrini c'erano? Quindi non c'è. Allora c'è una dipendenza di questo neutrino corridore dal tipo di energia con cui viene prodotto. I neutrini che vengono dal Sole o dalle stelle sono neutrini molto meno energetici di quelli che vengono prodotti al CERN e sparati non nel tunnel,
e sparati al Gran Sasso, allora vuol dire che il neutrino, a seconda dell'energia, viola o non viola, corre di più della luce, perché quelli là erano poco energetici, quindi non corre. Perché? Perché forse il neutrino è abbastanza energetico, è come se avesse la possibilità di scegliere un percorso sufficientemente rapido in una granularità spazio-temporale che noi non vediamo. Allora non si viola niente, ma il neutrino trova una specie di percorso minimale, quindi non va più veloce della luce, ma rispetto al fotone trova un percorso per cui riduce i tempi di percorrenza. Allora ci sono un sacco di scenari che si possono aprire. Sicuramente si apre una nuova fisica, questo è vero, cioè si aprono delle nuove prospettive, quindi la comunità in realtà è in fibrillazione, però le fibrillazioni della comunità scientifica non dovrebbero essere tradotte nelle fibrillazioni della comunità mediatica, che poi dice scempiaggini, in questo circo, no? Quindi Slow Science.org dice, calmi, allora nessuno di noi è esente da fare la competizione con gli indici bibliometrici, con le pubblicazioni, con un minimo anche di ansia di pubblicare e di fare lavori, però non vogliamo assolutamente metterci nel gioco che ogni giorno mi dovete chiedere a che cosa serve il risultato che ho ottenuto, perché la scienza ha bisogno di sbagliare, ha bisogno di discutere per capire gli sbagli che ha fatto, per andare avanti, ha bisogno di tempi per capire se mi chiedete quello che sto facendo che significato ha, io probabilmente oggi non so dirvelo. Quindi calma. Gli esperimenti con i neutrini una volta venivano detti erano dell'Unione Sovietica, perché lì c'erano finanziamenti certi per 30 anni, cosa che all'Occidente è sempre stato un problema, farsi finanziare bisogna fare. Lì invece a Dubna, Pontecorvo, aveva il suo marchingegno, glielo finanziavano per tempi, perché i tempi per la liberazione dei neutrini all'ovest come all'est sono stati sempre dell'ordine dei decenni. Ora, è vero che loro hanno una presa dati dal 2009-2010, ma insomma un anno e mezzo è nulla rispetto a una statistica e una verifica di tutte le criticità. È una delle ragioni per cui a settembre alcuni non avevano firmato, perché dicevano calma, c'è da fare delle verifiche. Ora alcune verifiche sono state fatte, per cui tutta la collaborazione Opera ha firmato la cosa, però nella scienza tipicamente io aspetto di avere almeno 2 evidenze concordi da esperimenti diversi, e allora comincia a dire c'è qualcosa. Se ci fosse qualcosa, ben venga, si apre una stagione di rivoluzioni che io non vedrò, ma vedo tanti giovani che potrebbero concorrere alla... E serve a qualcosa? Ah, sicuramente se il neutrino andasse più veloce, sono sicuro che forse non domani, non dopodomani, ma servirà. Quale realtà fisica sta sopra quella formula della relatività di Einstein? Cioè, la formula indubbiamente è elegante, la dimostrazione, l'uso che si fa della formula è altrettanto elegante, c'è il paradosso che chi cavalca come il barone di Munchausen alla velocità della luce si vede venire, ecco, cioè, è questa la realtà fisica che sta dietro a questa formula, o è una necessità matematica di dare una spiegazione? Non so se ho reso... Sì, no, ma la realtà fisica, ora quella di cavalcare era una cosa che ovviamente non si può fare, no? Cioè nel senso che un oggetto massivo non può cavalcare un fotone, appunto per questo i neutrini sono un problema, perché la massa ce l'hanno, anche se piccola. E la realtà fisica che sta dietro alla relatività è tutto l'elettromagnetismo classico, tutto. Quindi non è che il problema è appunto capire quella formula, è semplicemente capire bene che cosa è stato scritto da Maxwell a metà del 1864, quindi nella seconda metà dell'Ottocento. E non è che ci sia... Dopodiché il fatto che questo tipo di comprensione più approfondita dell'elettromagnetismo di Maxwell mi dice che quando vado a velocità molto prossime alla luce, la struttura dello spazio e del tempo ha delle modificazioni, quelle che vengono illustrate da quella formula delle velocità. Questo va bene, è un problema che noi abbiamo da capire, qualcosa di una geometria che non è quella che tocchiamo tutti i giorni, ma diciamo come realtà fisica c'è tutto l'elettromagnetismo.